chiedo anche appunto a stranieri, come riuscite, da ex poliziotto e da poliziotto, come riuscite a districarvi senza una guida giuridica che vi aiuti a fare bene, scommetto, il vostro mestiere, insomma, a non trascurare, a non lasciare nulla al caso? Io partirei da stranieri, prego. Beh, io agisco con quello che è la legge e quando faccio il poliziotto, cioè la prima cosa, perché comunque sono operativo sul territorio, cerco di capire soprattutto qual è la problematica. Oltre, diciamo, è quello poi è l'oltre che ci mette il poliziotto, cerca di andare oltre a quella che è la situazione attuale, perché io parlo del mio lavoro, agisco su linea di pronto intervento, quindi su una situazione che sta succedendo. Però se poi ci fermiamo per un attimo, e lì poi ci sono altri uffici dedicati comunque della polizia, che cercano, diciamo, di trovare e soprattutto di indagare in questo caso su eventuali problemi, e mi rendo conto in questo caso che per quanto riguarda il bullismo, o ancora peggio il cyberbullismo, cioè serve un vero fondamento normativo, che diceva che manca. E quindi, come tutte le cose di questo mondo, noi cerchiamo di districarci con gli strumenti che abbiamo, applicando la legge. Certo, mi viene da chiedere, e lo chiedo a Corrà, ma il bullo minorenne è perseguibile? Dipende dal tipo di reati che fa. Come stava spiegando bene il dottor Stranieri, noi, è uno dei motivi per i quali mi sono occupato e ho conosciuto Frena Bullo è proprio questo, perché io ho sempre fatto investigazioni, ho sempre fatto ruoli investigativi e mi sono trovato di fronte al muro di gomma. Comportamenti che vedevano nelle vittime, questi nei reati contro la persona chiaramente, a suo tempo anche lo stalking ha avuto in me la stessa pressione, comportamenti che avevano estremamente deleteri nei confronti della vittima venivano atomizzati dagli avvocati difensori o dalla magistratura stessa, non per colpa, non per dolo, ma semplicemente perché nel nostro sistema penale funziona così, e si rivelavano piccoli episodi fine a se stessi. Sì, gli ha bucato le gomme della macchina, parlo di stalking, sì, gli ha dato una spinta. Sì, ma tutte queste cose messe assieme, reiterate nel tempo, così anche per il bullismo, e portate avanti nel tempo, fanno dei danni enormi nella vittima. E perciò non c'è un modo per destreggiarsi, bisogna che insieme si spinga, le leggi vengono fatte perché sono esigenze sociali. Adesso questo è un problema sociale e l'esigenza va superata. Assolutamente, grazie mille. Corrà. E niente, io siccome abbiamo tempo, perché appunto non sta arrivando tra l'altro il questore, volevo fare un attimo un excursus velocissimo su quello che sono oggi i provvedimenti, no? Che per esempio il Ministero dell'Istruzione si è impegnato ad agire negli ultimi anni. Noi abbiamo una legge che è la legge 107 del 2015 che invita diciamo ad un uso critico e consapevole dei social network e dei media tutti gli attori che si stanno occupando di formare, di istruire, educare, no, i ragazzi. Ma poi abbiamo una legge, la legge 71 del 2017, che prevede azioni di carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione, che è un po' quello che è tra l'altro la linea, no, delle attività della Fondazione Libra. Abbiamo poi un aggiornamento del 2021 delle linee guida per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che consente, quindi dà un po' più di potere ai dirigenti, ai docenti e agli operatori scolastici di utilizzare degli strumenti, di avere degli strumenti per capire come
attivarsi nei confronti dei fenomeni che colpiscono giovani e giovanissimi. Ecco, a questo punto Giuseppina Filieri, mi ricordo che è la presidente della Fondazione Libra, chiederei appunto di raccontarci molto meglio di quanto non abbia fatto io che cos'è Fondazione Libra, che cosa fa e appunto in qualche modo tirare le somme, ecco, di quello che abbiamo visto oggi e abbiamo ascoltato. Prego. Certo, buongiorno a tutti. Intanto io vorrei di cuore ringraziare veramente l'interesse, la sensibilità di Elisa Cavinato, che oltre a essere una politica è una donna di uno spessore umano notevole. Dopodiché vorrei ringraziare Mattia Mingardo, che è presidente della Fondazione Assosafe, che si è reso fautore e ha finanziato questo cortometraggio e ha dato vita 7 anni fa, insieme a Cristiano Caffini, come detto da Alessandro Stranieri poc'anzi, al progetto Frena il Bullo, riferendosi proprio dal loro incontro. Sono nate tutta una serie di azioni e di attività in riferimento al cyberbullismo, quando ancora di cyberbullismo non si parlava tanto. Ringrazio gli attori poi che si sono prestati a fare questo cortometraggio e ringrazio tutti i membri del Comitato Tecnico Scientifico che ogni giorno con noi portano avanti una questione che non è solo sociale, ma assume dimensioni e un carattere molto più ampio che va indagato. Ringrazio nell'ottica della rete e proprio per quello che noi intendiamo come rete, perché oggi ci riempiamo un po' la bocca con questo termine, no? Fare rete. In realtà quello che vedo io è che tutti un po' viaggiano per conto proprio, come se ci fosse una corsa a raggiungere degli obiettivi diversi. Noi invece crediamo fortemente che il far rete significa salire tutti sulla stessa barca e viaggiare tutti nella stessa direzione, se veramente vogliamo innestare quel seme di cambiamento per poter far crescere identità sane. Questo credo che sia indispensabile e per questo ringrazio la Presidente Moscatelli con la delegazione del Telefono Rosa, l'associazione nazionale che si occupa di violenza sulle donne, che nel tempo siamo oltre al rapporto di collaborazione, si è stretta quell'amicizia che ci porta comunque a portare avanti un discorso per poter scardinare la violenza. Qui non possiamo solo parlare di quello che è moralmente corretto. Qui la vera domanda è: ma quello che è moralmente corretto è moralmente giusto? È una domanda che faccio perché oggi, mezz'ora fa, hanno seppellito un altro bambino. Dico bambino perché a 13 anni si è bambini. Un bambino che è stato ucciso ancora una volta dalle parole. Sul suo telefono sono stati trovati messaggi, probabilmente la mandante è la ex fidanzatina che per gelosia ha ideato questa spedizione punitiva. Allora la vera domanda, l'altra domanda che pongo è: siamo davvero convinti che l'emergenza di cui stiamo parlando da tantissimo tempo riguardi i ragazzi? Siamo convinti che effettivamente quello che stiamo facendo sia educarli al vivere? Io credo di no. Io credo che come adulti, un po' come capita in un'emergenza in aereo, no? Tutti abbiamo preso bene o male un aereo e le hostess ci dicono tutte le volte: se c'è un'emergenza in aereo ci raccomandano che cosa? Di indossare prima noi la mascherina e poi la persona che c'è accanto. È proprio questo che dobbiamo fare da adulti, con la piena consapevolezza di avere una responsabilità educativa, indossare noi la mascherina. Noi stiamo lavorando a valle, mettiamo queste mascherine ai ragazzi, ignari di quello che effettivamente vuol dire fare educazione. Gli insegniamo che quello che vale è l'apparire, il potere, a tutti i costi, anche a costo della vita dell'altro. E poi
il bullismo, violenza sulle donne. Se noi prendiamo un caso di una donna vittima di violenza e prendiamo un caso di un ragazzino o ragazzina vittima di violenza, vediamo che le dinamiche sono le stesse, non cambiano, sono identiche. Mi domando, è veramente una norma a regolamentare quelli che sono gli agiti e i comportamenti, oppure agire in maniera preventiva? Perché molto spesso noi parliamo di prevenzione. Ma quando è che facciamo prevenzione? Quando ci mettiamo un po' il cuore in pace e diciamo, beh, va bene, ho parlato con questo gruppo di genitori, ho parlato con questo gruppo di ragazzini, sono andata in questa scuola e sono a posto. Star dietro la cattedra non serve. Essere dei professionisti vuol dire oggi avere sì competenze, ma avere anche testa e cuore. Perché se non riusciamo ad aprire le orecchie, ad ascoltare, ci riduciamo solo alle etichette. E allora, quello che facciamo noi tutti i giorni, vi garantisco che lo facciamo con un'enorme fatica, e immagino che la stessa fatica forse, anzi senza forse, che probabilmente ha incontrato il telefono rosa diversi anni fa, quando ho cominciato a parlare di violenza sulle donne. Parlare di bullismo oggi fa paura, e la paura è palpabile. Quando ci chiamano, chiedono aiuto, ma poi non hanno più la spinta e il coraggio di continuare a portare avanti quella, diciamo così, richiesta che necessariamente richiede la messa in campo di forze, di persone, di uomini e donne che tutti i giorni credono fermamente che il futuro sono i nostri ragazzi. I giovani non hanno desideri. Non sono assolutamente d'accordo. Perché se solo ci fermassimo a guardare gli occhi di un bambino o una bambina, vedremo che non è così. Sono occhi che ti chiedono di ascoltarli, di aiutarli. Occhi di bambini e bambine, ragazzini e ragazzine che si fanno furbi nel mondo dei furbi. Ma poi si sciolgono nel momento in cui sanno di poter contare su di te. Perché lo facciamo? Lo faccio come mamma, lo faccio come donna, lo faccio come professionista, lo faccio come persona che si interessa tutti i giorni di Alessia, di Riccardo, di Luca, di tutte quelle persone a cui chiedo: ma perché adesso va un po' meglio? Perché adesso ti senti spinta a fare questa cosa? Perché tu mi hai dato il coraggio. Questa era Melissa. Bambini che hanno cambiato, bambini della prima classe della primaria che cambiano scuola. Questo è inquietante. È inquietante perché questi dati non ce li abbiamo. Non esiste il reato, di conseguenza non riusciamo neanche a capire l'effettiva incidenza del fenomeno. Perché ci scandalizziamo nel momento in cui nelle nostre case arriva la notizia di un decesso, di un suicidio, di un omicidio. Ma è una storia che dura un'ora, dopodiché si cambia pagina. La vera responsabilità di chi è? Degli astanti? Siamo di tutti noi che tutti i giorni guardiamo imperterriti quello che accade e permettiamo che questo slideshow, come lo chiamo io costantemente, continui. Perché il silenzio continua a far mietere vittime. Per questa ragione noi portiamo avanti, mi hanno chiamato folle, me l'hanno detto in tante persone, ma amo la verità e amo portare avanti le cose in cui credo. E credo che per fare prevenzione, per educare alla non violenza, perché la violenza si apprende, siamo pieni di stereotipi, siamo pieni di etichette, ma si trasmettono. E non è la cultura che deve essere cambiata, è il modo
in cui ci approcciamo alle persone e alle cose. Mi chiamano folle perché porto i progetti e parlo di violenza con i bambini e le bambine della scuola dell'infanzia. Ma dottoressa, guardi, non è giusto, perché poi i bambini sono portati alla violenza? No, i bambini sono portati al rispetto dell'altro indipendentemente dalle differenze dell'altro. Prima si parlava di debolezza, non sono d'accordo. Io penso che si debba necessariamente parlare di fragilità. Fragilità che abbiamo tutti, fragilità che ci rendono esseri unici e irripetibili. E questo è quello che bisogna spiegare. Bisogna spiegare che una caduta aiuta e fortifica, un no aiuta a crescere. È inutile che continuiamo a mettere i nostri figli in cima a una scala evitando che facciano i gradini necessari per crescere. È inutile che continuiamo a ergere su di loro castelli che con un soffio di vento cadono, esponendoli alla vita. Allora ritorniamo a fare gli adulti, recuperiamo quel senso di responsabilità affinché non siano a preoccuparci solo gli episodi di suicidio o di omicidio, ma ci preoccupino, ci interessino anche quelle situazioni di quotidianità che portano a vivere in famiglia situazioni tanto invalidanti e devastanti, perché quello del bullismo non è un problema del singolo, quello della violenza di genere non è un problema della persona che la subisce, è un problema che coinvolge tutta la famiglia. Per questo le collaborazioni con le forze dell'ordine, per questo la collaborazione con le istituzioni, con uomini e donne che veramente hanno voglia e intenzione di mettere in atto quella rete che è indispensabile. Io vorrei, per chiudere il mio intervento, lasciarvi con quelli che sono i volti del bullismo, quelli che ho scelto. Sono tanti, ma ovviamente i tempi sono quelli che sono, quindi di conseguenza non abbiamo troppo tempo a disposizione, perché è un problema multidisciplinare e multisfaccettato che andrebbe indagato e approfondito non per 3/4 d'ora, ma per molto più tempo. Quindi io vi lascio con questo piccolo frame, sperando che veramente tutti insieme, tutte insieme, possiamo portare avanti quello che è il cambiamento a cui aneliamo tanto. Grazie dottoressa Sivieri, è stato emozionante. Resterò alla finestra mentre un altro giorno passa in fretta. Resta lì pure in silenzio, giudica. Ora che non avrai più paura di soffrire ancora, e dormi tranquillo e stai lontano dai miei sbagli. Intanto che riposi io continuo a chiedermi perché urlo e poi tu non mi senti, e dimmi se a volte poi mi cerchi tra la gente, e se soltanto pioggia o sono lacrime allungo le mie mani, ma tu sei distante. Sparirò come pioggia nella sabbia. Brillerò tra le stelle, chiudi gli occhi e riuscirai a toccarmi. Dicono che non si può rinascere, facile dirlo per chi non ha incontrato la tua pelle, e dormi tranquillo e stai lontano dai miei sbagli. Intanto che riposi io continuo a chiedermi perché urlo e poi tu non
Grazie a tutti.